Grande entusiasmo a Mira per la riconferma di Marco Dori, che ha ottenuto il 55% dei voti. Una campagna elettorale condotta con poche risorse, un risultato storico, perché da anni non accadeva che un sindaco andasse oltre il primo mandato a Mira. Una grande soddisfazione perché abbiamo ottenuto un risultato molto buono, su tutto il territorio siamo stati premiati, quindi grazie veramente ai cittadini e anche ai candidati che in queste settimane di campagna elettorale hanno fatto la campagna elettorale che io desideravo, strada per strada, colpo di telefono per colpo di telefono, quindi bene, siamo veramente molto contenti. Una vittoria arrivata grazie all'effetto Dori, 500 i soli voti al sindaco o disgiunti. Il nostro motto era il sindaco c'è, ma non ce lo siamo inventati ieri, perché il sindaco in questi anni c'è sempre stato. 5 anni fa ero uno sconosciuto, possiamo dire così, ma sono stati anni di impegno, di servizio, di tante piccole cose, gli anni anche della pandemia, e quindi indubbiamente questo ha fatto sì che i cittadini conoscessero proprio Marco, quindi più che il sindaco, e quindi Marco c'è e il sindaco c'è. Insieme alla lista Dori, PD, Articolo 1, Riformisti e Azione di Carlo Calenda. Mira si conferma una città importante proprio per tenere insieme non solo la Riviera del Brenta ma in un rapporto anche con Venezia. È una bellissima città e meritava questo sindaco e merita questo risultato. Questa è una sfida in più che si apre per il centro-sinistra, un centro-sinistra che quindi deve guardare a un mondo che da sempre è in qualche modo contendibile. 34,9% dei voti per lo sfidante di centrodestra martellato, 4,4 per Baldan, 3,6 per Corò e 2,17 per Carlotto. Ora Dori potrà proseguire quanto iniziato. Abbiamo tutta la partita del PNRR da portare a conclusione, ricordo del nuovo distretto sanitario con l'ASL, il polo sportivo, la pista di atletica, il palazzetto, le ciclabili su cui noi puntiamo molto, quindi non c'è tempo a perdere e io credo che i cittadini abbiano capito che serve qualcuno che sappia già guidare la macchina. Noi in questi anni la macchina l'abbiamo guidata e a quanto pare l'abbiamo guidata anche abbastanza bene.